universitaria, ma diceva anche che forse si può diventare imprenditori prima, e mi sembra che il bando peraltro di Talent Hub lo prevede, perché prevede già che si possa partecipare prima ancora di aver concluso il percorso universitario. Quindi che peso si deve dare oggi anche alle attività extraformative, cioè a quello che si è vissuto fino a quel momento? Salve a tutti, intanto buon pomeriggio. Il peso che si deve dare a qualsiasi esperienza è un peso rappresentato dal fatto che all'interno di LinkedIn io vado a inserire tutte le mie competenze, tutte le mie esperienze, alcune delle quali evidentemente mi saranno portate in dote da un percorso universitario, altre in realtà arriveranno da una sorta di palestra di vita, quindi da un vissuto sul campo di quelle che appunto possono essere iniziative imprenditoriali. Io personalmente che incontro tanti imprenditori ho trovato persone assolutamente ambiziose e in qualche modo anche innovative, pionieristiche, in qualche modo che hanno portato innovazione, hanno creato anche start-up molto importanti senza aver seguito ancora una